Buongiorno. Come le ho detto ieri per telefono, le invio il foglio consegnatomi all'incontro Casa Europa. Ho già provveduto a contattare la signora Matilde, che mi ha detto di essere una designer e una produttrice di ceramiche e che ha già un progetto che sta realizzando per conto suo. Oltretutto mi ha fatto notare la distanza dicendomi che per lei spostarsi da Firenze a Treviso le sarebbe troppo scomodo e dispendioso. Ho già provveduto a chiamare l'associazione per farci dare qualche altra azienda interessata al progetto e sono in attesa di risposta. Buonasera Alessandro. Perdoni, ma vedo ora le email della signora Federica e per il momento non ci sono altre aziende nel nostro gruppo. Sono disponibile anch'io ad un incontro per la prossima settimana per iniziare ad affrontare il progetto. A domani. Buongiorno. Ieri pomeriggio mi ha contattato la signora Matilde dicendomi che ci eravamo capiti male e che ora sarebbe disponibile per questo progetto. Lei sarebbe qui a Treviso mercoledì e come punto di ritrovo avevo pensato di trovarci in una sede della Confartigianato. Saluti. Oh, finalmente l'incontro. Niente più formalità. Basta signor, signora. Siamo tutti giovani. Un po' incuriositi da questa nuova esperienza e un po' preoccupati forse. Matilde e Alessandro sono due mondi completamente opposti. Alessandro è il tecnico, come la sua azienda del resto. Lui fa lastra in vetro. Tutto diritto, squadrato, spigoli, fori e queste lastre immense. Matilde è un'artista. Lei fa ceramica, colorata, strana, forme organiche modellate a mano. Cosa farò venire fuori da questa strana coppia? Ciao ragazzi, ieri mi ha fatto davvero piacere dare un volto ai miei compagni d'avventura. Vi scrivo in merito alla vostra calata a valle. Se siete sempre dell'idea di venire a Firenze, per me non ci sono problemi. Buon pomeriggio. Ciao ragazzi, anch'io sono stata molto contenta del nostro incontro. Per il progetto sto cercando di trovare altre idee. Buon pranzo e buona domenica ad entrambi. Sai Giulia, che secondo me tu hai avuto una grande idea quando hai detto che potremmo unire le capitali dei paesi che hanno adottato l'euro. Per ora ti auguro una buona notte. Ciao. Ciao Alessandro. Sto rientrando ora da Firenze. Abbiamo partorito un'idea che secondo noi potrebbe funzionare. Ora bisogna assolutamente che ci vediamo, così ti posso trasmettere quanto pensato oggi. Intanto, buon pomeriggio. Ciao. Tutte le idee sono buone, soprattutto l'ultima. Io resto sempre disponibile per fare delle prove. Attendo ordini tuoi. Ciao Matilde. Ho guardato tutte le foto. I pezzi sono entrambi belli, sia il rocchetto che la scodellina. Mi riservo di dormirci sopra questa notte e meditarci un po' su. Ma ormai credo che siamo vicini alla soluzione. Tu Alessandro che dici? Adesso, appena torna mio moroso, chiedo subito un suo parere. Forse vanno proprio bene così. Notte. Ciao, il progetto mi sembra bello. L'unica cosa che farei io è scrivere il nome delle capitali per dare un senso a tutto ciò, oppure colorare i pomelli in modo da far capire perché sono messi in quella posizione. Cosa dici, fa schifo? Ma sì, certamente, i nomi delle capitali. Scusa, non li ho ancora messi, ma consideravo di tenerli, ognuno nella sua lingua originale. Ciao, scusa se ti rispondo così tardi. Trovo che stia molto bene anche il rocchetto simmetrico e che le misure del pannello in vetro adesso siano proporzionate. Bellissime le tavole che hai mandato. Ok, fatta. Quando spedito vi scrivo. Poi a Federica manderò entro lunedì un mini diario del nostro progetto. Magari lo anticipo prima a voi. Se c'è qualcosa che non va, lo sistemiamo. Grazie per tutto quello che stai facendo.